Secondo Zaia, governatore del Veneto, il dramma della siccità lega a due problemi: la mancanza di precipitazioni e la risalita del cuneo salino. Ora la società che gestisce i servizi idrici dell'Alto Adige, in accordo con gli attori che sono coinvolti nel tema, ha pensato di modificare i programmi di produzione delle centrali idroelettriche per garantire una portata maggiore dell'Adige, soprattutto nel fine settimana, quando il consumo di acqua potabile nel Veneto è maggiore. Si spera che ciò possa mitigare il problema in attesa che il governo dichiari lo stato d'emergenza, ha confermato Zaia. Si raccomanda comunque di non sprecare questo bene prezioso che è una risorsa limitata. Allora siamo al Bigoli, poi non so se lo sapete, io non lo sapevo, ci sono anche i bussolà integrali, fatti con farina integrale. Come sono questi Franco? Buonissimi, integrali. Ma come mi puoi dire la composizione? Semplici farine integrali. Perfetto. Fatti. Okay, Un po' di sale Bigoli, e un po' di strutto. forno storico di Riravena, vi Esatto. aspettiamo per il Numerosi. Grazie, ciao.